Insomma, Federico, sono arrivato all'ora giusta. Ora giusto. Belle calde, senti. Appena sfornate, sfogliatie di Villafranca. Di Villafranca. Appena sfornate, sì. Che esistono da quanto tempo? 200 anni. Almeno 200, penso. Almeno 200 anni. Però queste sono fresche, fatte oggi. E fatte come? Con cosa? Prodotti e ingredienti freschi, c'è solo burro, farina e acqua, dopo impastare e dopo tutta la manualità, il prodotto Certo. artigianale. Ma è il burro che dà la fragranza, è vero? il burro che è quello che dà la fragranza, la sostanza e il profumo. tutto il profumo della sfogliatina. Allora, Federico Molinari, pasticcere storico ormai di Villafranca, lo vedrete all'opera anche lui alla Fiera Agricola di San Biagio, perché lì le sfogliatine di Villafranca ve le faremo vedere nascere dall'inizio, quindi lo vedremo impastare, far proprio gli stampi e dopo cuocerli e dopo E dopo assaggiarli. li assaggiamo, dopo si assaggiano. Se bisogna faremo anche quello, vero? E dopo se bisogna si assaggia anche quello. Ricordatevi, martedì 4 febbraio al Padiglione dei Sapori alla Fiera Agricola di San Biagio di Bovolone. Io, Federico e Ci le troviamo lì. sfogliatine. Ah, che bello. Posso? Vai, Anche se le scotta un po'. assaggia una, anche se è calda. Ciao ragazzi, vi aspettiamo lì.